buongiorno. Si è appena conclusa la conferenza stampa, la conferenza di presentazione di questa giornata dedicata al pomodorino ruccaiolo, ma dobbiamo parlarne, lo facciamo con chi ha dato il via a tutto questo, dobbiamo dire, dobbiamo dar merito alla Pan Travel Solution e qua abbiamo due rappresentanti, Pippo Pandolfo e poi Michaela Abate. Naturalmente partiamo dalle donne, Pippo, mi sembra giusto. Allora, Michaela, dobbiamo dire che è quello che ci aspettavamo, è quello che vi aspettavate, vedere soprattutto tanta affluenza, gente che aveva voglia e desiderio di riscoprire tradizioni e soprattutto guardare anche all'innovazione. Possiamo dire che il risultato è ben riuscito anche se già si pensa al futuro. Allora, per quanto riguarda la conferenza, siamo molto soddisfatti di aver riempito la sala perché non ce l'aspettavamo in quanto l'evento è stato organizzato in maniera molto veloce e abbiamo avuto veramente meno di una settimana, questi sono stati i tempi reali di sponsorizzazione. Quindi sì, contenti, soddisfatti, ovviamente la giornata continua con le degustazioni e siamo contenti. Dico, tutto parte da qui, ma naturalmente, come abbiamo avuto modo di sentire Saro Gugliotta, nasce Slow Food anche in zona, perché già conosciamo comunque questo sistema. È un modo per rilanciare il territorio e chi meglio di voi che fate proprio della voglia di sviluppo del territorio può appoggiare un progetto del genere. Sì, ovviamente si parla in questo caso di colture resilienti, ovvero quelle culture che consentono agli abitanti di un determinato luogo di poter continuare ad abitarlo coltivandolo, quindi anche andando a riprendere quelle che sono le culture tradizionali che ormai stanno andando perse, come nello specifico nel caso di oggi, la conferenza sul pomodorino ruccaloro, appunto dove c'è una questione di seme ibridato, di una commercializzazione ovviamente pazzesca su altre tipologie di pomodorino. Questa proprio che è centenaria, che è tipica locale, si sta perdendo, quindi su quello si punta, su riprendere questa coltivazione del pomodorino e permettere anche agli abitanti del nostro territorio di rimanere qui coltivandolo anche, perché no? Cioè, potrebbe essere questa una soluzione. Grazie Michaela, grazie mille. Allora, il volto femminile della Pan Travel Solution, ma dobbiamo dire una cosa importante. Storia, si è parlato di storia, si è parlato di quello che erano le vecchie tradizioni, ma anche la voglia di far conoscere anche a chi magari non ha delle lacune in merito quella che è la storia del pomodorino, ma soprattutto la storia del territorio. È importante sviluppare il tutto con giornate come questo. Allora, certamente sì, questo è un inizio, una parte anche di un progetto più ampio che vede noi impegnati nella valorizzazione del territorio peloritano e di quest'area in particolare, dove cerchiamo di unire la storia, le tradizioni, le culture per poter creare proprio un circuito turistico, un'offerta che sia adeguata ai tempi, non più quel turismo di massa mordi e fuggi, ma un turismo cosciente, un turismo che vuole provare delle esperienze, vuole conoscere, vuole apprezzare quelle che sono le storie che ci sono dietro anche ai prodotti agricoli, come in questo caso il pomodorino o le mele lappedde o il biscotto San Pietrese, le smerge di Torre Grotta. Fa tutto parte di un progetto che noi stiamo portando avanti, partendo dai beni culturali, ma inserendo anche l'enogastronomia e pian piano allargandolo anche ad altri aspetti per creare proprio una proposta omogenea adatta ai tempi. Esatto, poi ricordiamolo, siamo qui a Roccavaldina dove c'è la famosissima farmacia, quindi voi vi siete fatti promotori di quello che è la riscoperta e la voglia di condividere e far conoscere a tutti la bellezza di questa farmacia unica nel suo genere. Quindi anche, come hai detto tu, anche grazie a quella che è la parte gastronomica, a quella che è la parte dei prodotti alimentari, possiamo arrivare anche a far conoscere i piccoli borghi come quello di Roccavaldina. Assolutamente sì, perché non si possono slegare le cose, è un insieme di attività e di patrimonio che va messo insieme creando delle sinergie anche tra i vari fornitori, produttori,
industriali, trasformatori. Noi siamo soltanto un anello di congiunzione, coloro che guidano un attimino il percorso, però sono tutto un insieme di persone, di luoghi, di prodotti tipici del luogo che insieme poi forniranno una proposta concreta e importante. La farmacia di Roccavaldina è una delle due più importanti farmacie rinascimentali esistenti al mondo, e sarà l'unica poi nella sua sede originale quando ritornerà a breve nella sua sede, ed è un attrattore. Però oltre alla farmacia abbiamo anche il pomodorino, altri prodotti, e oltre alla farmacia ci saranno anche nei dintorni altri luoghi interessanti da visitare, come possono essere San Perniceto, come può essere Monforte con le loro opere d'arte, con le loro tradizioni locali che sono interessantissime. Non va dimenticata ad esempio la processione degli angioletti d'oro che fanno a San Perniceto, che credo che sia una cosa se non unica quasi, e va legata anche ad alcuni prodotti che ci sono nel gruppo di Slow Food che abbiamo creato, che è il biscotto San Pietrese, che si vede anche sfilare in processione. Durante appunto questa processione alcuni bambini, alcuni angioletti lo portano. Quindi è un insieme di cose che deve contribuire a raggiungere un risultato di visibilità e anche essere attrattore sul territorio. Non ci sono tanti pomodorini da poterli esportare, però chi vuole viene qui e li assaggia qui e si fa anche un giro e conosce i luoghi. Questo è creare turismo sul territorio. Perfetto, grazie a Pippo Pandolfo della Pan Travel Solution. Allora, importantissima giornata bella, fortunatamente anche il sole qui a Roccavaldina. Alle mie spalle potete vedere chi sta degustando quello che i ristoratori hanno preparato per questa giornata dedicata al pomodorino, ma naturalmente ci sono anche altre delizie da assaggiare e gustare, pertanto io vi saluto, vi ringrazio, naturalmente vediamo se abbiamo qualcun altro. Ah sì, come no, ha la busta in mano, una rete in mano, eccolo qui. Il presidente Slow Food. Allora, io in conferenza l'ho presentato un po' come uno special guest, ok? Lui umilmente, nella sua umiltà, ha detto no, perché ha voluto sottolineare la volontà di essere una parte attiva, sì, ma una parte di un gruppo, di un sistema che vuol far crescere il territorio, vuol sviluppare insieme ad altri quella che è la bellezza del nostro territorio. E quindi, presidente Slow Food Saro Gugliotta, con le meline, giusto? Sì, melina Lappedda. Diciamo che le cose importanti sono queste. In questo momento è un momento molto importante per Slow Food e per il territorio, perché giusto 2 giorni fa è nata la condotta di Slow Food dei peloritani tirrenici, che non è solo un fatto isolato, ma a cui seguiranno altre iniziative, fra cui quella della creazione a brevissimo di una comunità Slow Food del territorio del Niceto, che abbraccia non solo Roccavaldina ma San Pierniceto, Monforte, Torregrotta, insomma tutti i paesi che hanno dei prodotti molto interessanti da portare avanti. Uno di questi, il primo di questi che è nato come comunità Slow Food, è stata proprio la melina Lappedda, che è stata portata al Salone del Gusto già da diversi anni e che è un prodotto che è dentro l'Arca del Gusto. La cosa che vogliamo fare è questa: raccogliere persone innamorate del proprio territorio. Slow Food fa questo. Io sono per primo una persona che mi definisco innamorata del territorio, e le persone innamorate del territorio fanno in modo di preservare e rendere i più visibili possibili i tesori del proprio territorio, che per la maggior parte riguardano il cibo, quindi i prodotti del proprio territorio in termini di cibo. Perfetto, io posso sottolineare, l'ho fatto anche presente, grande emozione nel presentare questo progetto, questo anno zero, definiamolo così, per ripartire e per farlo tutti insieme. Naturalmente ci daremo appuntamento in un'altra location, perché come abbiamo detto ci sono tanti i paesi e comunque borghi che possono e vogliono rilanciarsi, quindi lo facciamo insieme a Slow Food in tutto e per tutto. Quindi io a nome di tutti quelli che amano come lei questo territorio, io ringrazio chi si prende cura di tutto questo e chi apre questi nuovi progetti, quindi grazie mille. Grazie a voi e speriamo di rivederci sempre con progetti utili per il nostro territorio. Grazie a Saro Gugliotta.